Adesso vedremo uno dei tanti modi per mettere i bendaggi alle mani. Vedremo questo modo per i dilettanti, che prevede che infiliamo il pollice dentro l'occhiello del bendaggio, mettiamo il bendaggio verso l'esterno e cominciamo a fare con il pugno chiuso 3 giri sul polso, 1, 2 e 3. Passiamo poi sulle nocche, facciamo un giro completo, poi incrociamo e torniamo sul polso, stringiamo, passiamo attorno al pollice in questa maniera, di nuovo chiudo la mano, passo di nuovo sulle nocche, faccio un altro giro completo, chiudo, torno sul polso, stringo, passo di nuovo sul pollice, chiudo e fisso il velcro sul polso. La mano deve potersi chiudere bene, deve essere ferma. Non c'è bisogno che passiate il bendaggio ad incrociare in questa maniera sul palmo della mano. Questo secondo me è uno dei modi migliori per mettere il bendaggio. Peace and love.